Buonasera a tutti, benvenuti alla Sala Fabri di Pieve di Soligo per questa finale regionale del campionato Under 17 maschile Gold. Diamo la presentazione delle due squadre che scenderanno in campo. Cominciamo con la squadra che virtualmente rappresenta gli ospiti e quindi il Baster Verona col numero 5 Solfa Matteo.
Thank you.
Buonasera a tutti, sarò brevissimo. Allora, volevo fare i complimenti a tutte e due le squadre perché hanno dato l'anima a tutti e due, sia chi ha vinto che chi ha perso. E veramente ho visto veramente un grande impegno da parte di tutte e due le squadre. Mi complimento con i tifosi sugli spalti perché è stato un tifo classificata che è Sport School Group. Prima volevamo fare un ringraziamento, un ricordo agli arbitri. Allora, gli arbitri c'è con Filippo Boniva in mezzo al campo. Gli arbitri ricordo Alessandro Marchi e Pini Simone del CIE di Treviso. Grazie. E questa premiazione anche agli ufficiali di campo Mattia Beccetti e Cristina Novara. Prego raggiungere. Grazie anche agli ufficiali di campo, sempre sia di Torino. Adesso chiamo l'allenatore dello Sport School Due Ville, Omar Resinato, assieme all'assistente. Metà campo, assieme a Filippo Borì, andate pure a metà campo con la foto di Vittorio. E adesso Filippo Borì consegna le medaglie ai ragazzi dello Sport School Due Ville. Mi sono dimenticato, volevo ringraziare la società Basket Piede 94 che ci ha ospitati magnificamente questa sera. Medaglie dunque allo Sport School Due Ville.
Ancora bravi allo sport Spoglio di Ovile. Adesso prima di premiare i ragazzi premiamo lo staff tecnico del Buster Verona, dei vincitori, dei neocampioni regionali, lo staff tecnico guidato da Nico Fenzi, l'allenatore, quindi invito a presentare anche l'assistenza. E adesso Filippo Borini premia i campioni regionali under 17 gol del Buster Verona. E cominciamo con il capitano Francesco Ziveloni. E consegniamo al capitano Francesco Ziveloni il trofeo regionale under 17 Gold. Al Buster Verona. Grazie ancora a tutti e buon momento.